oggi, 29 agosto 1726, l'illustrissimo signor Antonio Bellucci, di anni 73, ricevuti prima i santissimi sacramenti della Chiesa, rese l'anima sua a Dio e fu sepolto in questa chiesa di Soligo, nel sepolcro del signor Andrea Gregoletto. Nota bene, questo era il pittore classico, padre di Giovanni Battista, che fu pittore anch'esso. La nascita non saprei dire, non l'ho trovata a Soligo, ma la morte sì. Questo vuol dire che Antonio Bellucci, che aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita a Soligo, è stato con generosità, penso anche fedele a quella che è stata la sua ultima patria, lasciando dei ricordi bellissimi, la sua casa qui a Soligo, ma anche appunto il suo corpo in chiesa, probabilmente perché c'è stata una donazione, c'è stato un legame profondo anche del figlio, che poi ha lasciato dei quadri, ha lasciato anche in chiesa dei ricordi di suo padre. Ecco, c'è quel busto in chiesa che ricorda appunto questa sua notorietà in tutti i paesi d'Europa, da allora a Vienna, in una famosa abbazia, a Londra. Come pittore, come decoratore certamente è stato un grande. Dottor Zabotti, continua il successo di questo format Vite Illustri, quest'oggi a Soligo, però, no? Pieve Soligo. Sì, è un momento in cui davvero si sta riscoprendo il tema dell'identità, delle storie, delle tradizioni, delle vite illustri ed eccellenti di questo territorio. E quindi credo che davvero un format che vale per le nostre comunità e vale per mettere in luce davvero lo straordinario patrimonio dal punto di vista culturale, artistico, musicale, delle figure che davvero hanno impreziosito con la loro vita, con le loro opere, questo grande territorio oggi UNESCO, e quindi davvero credo che sia una soddisfazione per poter dire che c'è una rete, una sinergia, rappresentanze di enti locali, di realtà economiche e sociali che oggi fanno collaborazione, fanno cooperazione perché davvero sia più che mai illustre questa nostra terra. Anche il mondo dell'impresa vicino alla cultura, quanto è importante per voi imprenditori sostenere queste iniziative? È molto importante perché soprattutto per recuperare beni storici, cose storiche che altrimenti verrebbero distrutte oppure dimenticate, e questo è il caso anche di Villa Bellucci, restaurata dopo tanti anni, e soprattutto perché Bellucci è stato un pittore internazionale, ha lavorato in Italia, è nato a Venezia, ha lavorato in Italia, è andato a lavorare in Austria, in Germania, in Inghilterra e poi è morto qua a Soligo ed è sepolto nella chiesa parrocchiale di Soligo, non si sa dove, però dagli archivi della parrocchia risulta che sia sepolto qua a Soligo. Maestro Nadai, come nasce l'iniziativa di celebrare questo solighese illustre? L'iniziativa è nata per il semplice motivo che finalmente si può fare chiarezza sulla morte e sepoltura a Soligo del pittore Antonio Bellucci. È vero che avete inoltrato una richiesta a Wikipedia proprio per correggere alcuni errori che erano stati fatti sulla biografia di questo pittore? Certamente, però adesso che abbiamo le prove, sicuramente cambieranno e non solo quel sito ma tutti gli altri. Chi si esibirà questa sera? La piccola orchestra veneta con un violinista d'eccezione che è Emanuele Bastanzetti, la soprano Loredana Zanchetta e la flautista Francesca Cescon, e sarà l'anteprima del concerto che faremo sabato prossimo alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Soligo, in cui siete tutti invitati.